Ciao a tutti e bentornati nella nostra cucina. Oggi andremo a preparare un dolcino, i biscottini d'avena. Pochi ingredienti, ideale per la colazione e anche per la merenda. Andiamo ad iniziare. Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono 200 g di avena, 100 g di farina di mandorle, 100 g di zucchero di canna integrale, 10 g di cacao amaro in polvere, un cucchiaino di lievito in polvere per dolci, un pizzichino di sale, 80 g di semi di mais e 50 g di bevanda di soia. Cominciamo inserendo all'interno del boccale del bimbi l'avena. Allora, in commercio la trovate più comunemente crusca d'avena oppure anche fiocchi d'avena se siete un pochino più fortunati. È indifferente, o una o l'altra andranno comunque benissimo. La inseriamo nel boccale, richiudiamo col tappino e impostiamo 10 secondi, velocità 10. Ora andremo ad aggiungere la farina di mandorle, 10 g di cacao amaro in polvere, 100 g di zucchero di canna integrale, un pizzico di sale e il cucchiaino di lievito per dolci. Richiudiamo nuovamente, sempre col tappino impostiamo 20 secondi, velocità 3. Ok, andremo a versare all'interno del boccale adesso la bevanda a base di soia e l'olio di semi di mais. In sostituzione potete usare anche l'olio di riso. Richiudiamo nuovamente col tappino e impostiamo 3 minuti, tasto spiga. Ok, allora adesso il nostro impasto è prontissimo. Iniziamo a preriscaldare il forno a 160 gradi. Trasferiamo il nostro composto all'interno di una ciotola ben capiente e poi andremo a iniziare a lavorarlo. Sarà molto appiccicoso, non vi stupite. Adesso ungetevi un po' le mani. E formate delle piccole palline da 20 grammi circa. Ne dovranno uscire più o meno 25, 24, 25. Adesso, sempre oliandovi le mani, andate a schiacciare leggermente tutte le palline che abbiamo fatto. Trasferite il tutto su di una leccarda. Benissimo, adesso che il forno ha raggiunto la temperatura, inforniamo per 16-17 minuti col forno caldo a 160 gradi modalità statico. Opla. Ok, 17 minuti sono passati, adesso sforniamo i nostri biscottini. Ok. Opla. Adesso aspettate che si freddino, dopodiché potranno essere serviti. Ed eccoci qua, i biscottini d'avena sono pronti. Provateli e ditemi come va. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, condividete e commentate. Risponderò al più presto, ve lo posso assicurare. Per rimanere sintonizzati e aggiornatissimi con tutte le novità di Bimbi Boss, cliccate sulla campanella. Io vi mando un grandissimo bacione, alla prossima da Bimbi Boss. Ciao!